Pino e mamma. Non funzionano arancione, Remi, tiramolla e tu sorella. A Parigi, Cernusco Lombardone, 10. Qualunque siano le parole scelte, è importante che non si capiscano. Le strofe vanno cantate pianissimo, come pazzi, giusto? Giusto. No, tutti insieme, giusto? Giusto. Ti amo Italia. Dimenticato niente? Ah sì. Prendere il decalogo, buttarlo nel cesso e fare il disco. Ciao a tutti, buonasera e benvenuti a questa ultima giornata di audizioni. Allora, io vorrei presentarvi la squadra che ha reso possibile queste 9 serate di ascolto e di chiacchiere anche di conversazione con gli artisti sul palco. E comincio da chi ha reso possibile tecnicamente, facendoci ascoltare i suoni, illuminando il palco, e quindi ringrazio One Key, il nostro service, nelle persone anche di Simone Nicoletti, fonico di sala, e Lorenzo Chiusaroli, il nostro fonico di palco. Grazie. Come sapete, le serate sono state riprese e messe in streaming, e questo grazie ad Antonio De Luca e a Fabio Grillo, che ha curato tutte le interviste. Ecco Fabio Grillo sul palco, Antonio De Luca naturalmente è alla telecamera perché siamo in streaming anche stasera. E i nostri fotografi, abbiamo un amico che fa capolino dalle quinte, è il nostro partner ufficiale da tanti anni, Foto Studio Print, Massimo Zanconi. E con lei, con lui, Astrid Nardi. E tra i nostri fotografi anche ritrattisti storici, Andrea Pompei e Silvana Buozzi. Grazie. A questo punto vorrei chiamare sul palco la persona che quest'anno ha iniziato un proficuo lavoro con gli studenti della redazione di Shusha, una sorta di tutor, di mamma, di professionista in grado di correggerli e di stimolarli. Sara Schiarizza. Parlando della redazione di Shusha, io vorrei ricordare i nomi dei ragazzi che fanno parte di questa redazione quest'anno. Non saliranno sul palco perché sono impegnati in varie sale. Francesco Bacci, Lucia Marcolini, Lucia Santarelli, Silvia Ruggeri, Aurora Pepa, Camilla Domenella, Giulia Affede, Giulia Boschi, Elisa Frare. Grazie a tutti loro, a tutte loro, perché è una redazione molto al femminile. Insieme agli studenti della redazione di Shusha, come sapete, abbiamo con noi gli studenti delle giurie universitarie sia di Camerino che di Macerata, e stasera vorrei presentarveli
nome e cognome. Chiedo per favore di alzarsi perché l'ultima sera credo che sia doveroso. Per la giuria di Macerata, Rai De Roger, Federica Carsetti Angeletti, Elisa Frioni, Alessia Giovannini, Fabiola Minicucci. Per la giuria di Camerino, Riccardo Pietrella, Sofia Calamita, Tommaso Mirigaldi, Michele Saraceni, Francesca Borghetti, Gaia Muccichini, Agnese Camilloni. Anche in questo caso i ragazzi hanno avuto una figura di riferimento importante. In questo caso non è il primo anno, è una collaboratrice ormai da tanti anni di musicultura ed è Caterina Seghetti. Allora, vorrei chiamare sul palco anche la nostra reginetta del backstage, l'assistente di palco Noemi Montironi. Lo vedo là in piedi, per cui non farà in tempo ad andare sul palco. Simone Domizioli, che cura i nostri rapporti con il partner. Il nostro ufficio stampa per Format Communication, Cristina Tilio, che naturalmente è al lavoro in sala stampa insieme a Ferdinando Filiasi, che cura in particolare le pubbliche relazioni. Il mondo web di Musicultura è in mano a un giovanissimo collaboratore che si chiama Paolo Bruzzesi. Ed infine vorrei chiamare sul palco la persona che cura ormai da tanti anni l'accoglienza, l'ospitalità di Musicultura, ma fa molto di più. Ad esempio è il nostro punto di riferimento per le produzioni di Musicultura, che ormai negli ultimi anni vanno in giro, si sono affermate nelle Marche e anche fuori dalle Marche con un grandissimo successo, ma anche con una grandissima quantità di lavoro che sarebbe difficile espletare senza Valentina Sbriccoli. E saluto, perché probabilmente ci segue in streaming, il direttore della nostra segreteria, che cura anche i rapporti con i partner istituzionali, Giacomo Galassi. Allora, non avremmo potuto passare insieme queste bellissime serate e, se non sbaglio, siamo al 10° anno, se non ci fosse la Società Filarmonico-Drammatica e le bellissime persone che la popolano, a cominciare dal presidente Alfonso Cacchiarelli. Grazie. E l'ultimo grazie, ma vi pregherei di non applaudire, perché questa volta vorrei che applaudissimo noi seduti a questi tavoli, va a voi del pubblico che ci avete seguito e vi sentiamo una parte vera della squadra. Con affetto un applauso, questa volta nostro, va a voi. Grazie.
Adesso rimanete lì perché passeranno le vallette per le medaglie. Un altro qua. Grazie, veramente. Cominciamo la serata. Abbassiamo le luci e chiamiamo sul palco Gil. In bocca al lupo. Buonasera. Questo è dopo 100 anni di solitudine. Non baciare gli angeli, abbracciali. Seguili gli oracoli, balla in mezzo agli alberi coi sandali, come fai con me la notte. Passavamo giornate di sole rovente, masticando metodi contro le apatie. Passavamo giornate di sole apparenze, incontrando immagini di magici atterraggi d'emergenza sopra campi di viole, solamente per fare rumore. Allacciamo le cinture, sono troppi ormai i miei vuoti d'anima. Visitiamo le questure e le carceri, ma non dirmi i parenti, come spuntano le angurie, mi spiegasti, ed il compito dei fantasmi. Passavamo giornate di sole rovente, masticando metodi contro le apatie. Passavamo giornate di sole apparenze, incontrando immagini di magici atterraggi d'emergenza sopra campi di viole, solamente per fare l'amore.
Adesso suoniamo Gireremo l'Italia, che è una scaletta per un esame di storia moderna. L'oro di Siviglia abbagliava il porto più di quanto non avesse fatto con la storia. L'impero dei Ming fino a 1000 anni fa detestava a ragione il commercio. I mercanti di Amsterdam allagarono la campagna per non perdere la guerra. E i francesi non ci avrebbero scommesso neanche loro. In America si balla. I soldati russi non avevano rivali in quanto a vodka, freddo, fame e sofferenza. A Copenaghen i soldi delle chiese divennero scuole ed ospedali. E in Germania il re di Prussia, Federico, era troppo intelligente per le guerre. E gli inglesi vinsero il torneo perché amavano fin troppo il mare ed il motore. Angelina, chissà, passeremo domani l'esame di storia. Gireremo l'Italia e i suoi monumenti. Gireremo l'Italia e i suoi monumenti. Prenderemo l'Italia e i suoi dirigenti. Cacceremo l'Italia e i suoi delinquenti. Sveleremo l'Italia, l'Italia e i suoi moventi. Cercheremo l'Italia. Grazie, questa è Della Scapigliatura. Prego, ci saranno ancora in tutte le grandi città del mondo ombre di tutti i sessi, tra i 21 e i 35 anni, tutti quanti indipendenti, irrequieti, travagliati, turbolenti.
pronti al bene quanto al male, più veloci anche del tempo, irrequieto, travagliato, turbolento. Con il monito di un faro bersagliavo la scapigliura e sull'uomo scapigliato con il vizio, la poesia. Dai, ai, 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 ai. Io, ai, ai, ai. Quello che c'hanno in tasca non ce l'hanno in testa. Domenica la messa e poi la festa in maschera. Per chi vive di strada, pieno di misteri. Per chi parla coi cani e non ha problemi. Per chi sbaglia apposta e non piange mai. Per chi esce la sera col buio, si innamora prima e ride poi. Quello che c'hanno in tasca non ce l'hanno in testa. Domenica la messa e poi la festa in maschera. Per chi vive di strada, pieno di misteri. Per chi parla coi cani e non ha problemi. Per chi sbaglia apposta e non piange mai. Per chi esce la sera col buio, si innamora prima e ride poi. Grazie alla chitarra Turi di Natale, alla batteria Salvo Privitera e al basso Salvo Seminatore. Grazie. Gianluca, ciao, buonasera. Buonasera. Ciao. Guarda, siccome abbiamo scoperto che sedendosi sul primo scalino forse eviti la luce negli occhi, prova, almeno stai più comodo. Molto più comodo. Dimmi se funziona. Mi ricordo un po' Maria De Filippi, però va bene. Eh sì, ma qualcuno lo ha fatto spontaneamente. La televisione induce. No, però No, era perché si sta comodissimo. se mi vedi, ci vedi Meglio meglio, così. insomma. Io volevo chiederti una cosa riguardo al tuo modo di scrivere. Siccome tu scrivi canzoni, ma sei anche scrittore, sceneggiatore, e la mia sensazione è che tu coniughi due anime, una più impulsiva e la necessità di rispettare la luce, l'energia, la verità di un'idea quando nasce, di una voglia di esprimerla nella maniera più pulita possibile, e l'altra una serie invece di un formalismo che fa parte di un percorso di conoscenza e quindi che poi interviene sul linguaggio. Volevo chiederti come
come concili dal punto di vista proprio operativo queste che mi sembra siano due aspetti del tuo modo di scrivere, se ti creano una qualche difficoltà proprio nell'ottica della canzone che ha dei parametri proprio di tempo, se non altro, particolari. Prego. Sì, la canzone è caratterizzata dalla brevità, diciamo, da questa caratteristica. Poi quando si devono scrivere delle cose ci sono delle regole stabilite, no? Se devi scrivere una canzone hai delle regole, così come se devi scrivere una sceneggiatura ce ne sono delle altre. Io, come Andrea Pazienza diceva che può disegnare di tutto, io nella scrittura cerco di cimentarmi in tutti i suoi ambiti, da quelli più... Principalmente sono un cantautore, ho iniziato a scrivere canzoni a 14 anni, ne ho scritte moltissime, ho perso anche il conto. Però poi col tempo ho studiato letteratura all'università, mi sono divertito a fare altri esperimenti come le sceneggiature o i racconti, però non riesco bene a separare le tecniche, per dire così. Grazie. Poi volevo chiederti, cioè farti un complimento, nel senso che la canzone Gireremo l'Italia, al di là poi del giudizio complessivo sulla canzone, ma questo non è qui la sede per parlarne, ma l'idea proprio di l'inizio che ha la canzone, che spariglia, confonde, non si capisce bene dove andiamo a parare, che poi diventa una seduta di studio e anche un incitamento civile, diciamo, è veramente un percorso trovo molto efficace. Ci sono... Grazie. Sì, prego. Ciao, eccomi. Allora, sempre rimanendo nel tema, insomma, io leggo qui nella tua presentazione che scrivi canzoni da leggere, poi insomma anche nei titoli delle tue canzoni colgo dei riferimenti letterari molto palesi a Cent'anni di solitudine, al movimento della scapigliatura, agli esami di storia contemporanea, di storia moderna. Quindi da studentessa universitaria volevo chiederti quali sono i rapporti tra letteratura e musica nelle tue creazioni musicali, nelle tue canzoni, quali sono stati anche. Sì, per il fatto di studiare all'università mi sono trovato un sacco di volte a studiare, poi chiudere il libro e scrivere le canzoni nella parte finale. Ma il rapporto con la letteratura è un rapporto normale, chi scrive legge, cioè dovrebbe leggere, è uno scambio, quindi non è però che scrivo ogni cosa legata alla letteratura. Per esempio Cent'anni di solitudine non c'entra niente col romanzo fondamentalmente, tranne l'inciso. Ma quella era stavo leggendo quel libro e lo vedevo gente che leggeva lo stesso libro e quindi ho deciso di chiamare la canzone così, l'ho scritta in quel periodo. La letteratura è una strada che seguo, ma seguo anche il cinema, così recentemente ho scritto anche una canzone guardando un dipinto a Londra, Suzanne nel suo bagno di Francesco Hayez. Cioè, gli input poi sono trasversali, soprattutto poi ci sono quelli della vita che magari sono quelli più incisivi. Grazie. Niente. Senti, perché hai scelto nel secondo brano, una domanda che ti volevo fare, dato il tema, uno immaginerebbe un testo rispettoso in un certo modo di un'assonanza metrica, non dico di una rima. Tu sei riuscito a costruire un pezzo di quel genere invece usando una prosa libera praticamente, dove non ci sono accenti o cadenze particolari. Volevo sapere questo tipo di scelta, perché se ti era venuto spontaneo oppure era stata una scelta proprio nel non richiedere questo tipo di esigenze. E l'altra cosa, se secondo te si possono, questa è una domanda che mi pongo da sempre, se si possono costruire canzoni, capolavori anche di canzoni a tavolino, senza nessun tipo di ispirazione alle spalle, così a freddo. Rispondo alla seconda o alla prima? A tutte e due se vuoi. La prima, ho scritto, cioè, la rima per esempio, cioè, è una cosa preziosa, no? Nelle canzoni può apparire, ma l'abuso della rima è come abusare di qualsiasi altra cosa, no? La rima sembra una cosa banale, ma in realtà è una cosa molto preziosa, quindi quando scrivo
mi piace di più giocare su più che sulla rima perfetta, sulle le assonanze o le parole che assomigliano. In Gireremo l'Italia non ci sono rime, ma la scrittura è libera. Quando viene la rima è un momento di magia. Quando non c'è, molte delle canzoni più belle che ho ascoltato nella mia vita sono prive di rime, fondamentalmente. Per la seconda domanda, qual era la seconda domanda? Scusi. Se si riesce a costruire una canzone di grande successo, capolavoro, o anche che emozioni a chi l'ascolta a tavolino, senza un momento ispirativo alle spalle. Secondo me sì. Questa è una bella... sicuramente bisogna avere grosse capacità di tecniche, no? per usare un linguaggio. Sicuramente si può scrivere, però magari su commissione, che ne so. Per quanto mi riguarda, io quando scrivo una canzone affronto molto spesso dei momenti proprio mi viene il mal di testa dopo averla scritta, e ci lavoro poi per settimane, quindi non riesco a trascendere dalla fase dell'ispirazione. Però se qualcuno mi dice scrivi una canzone su qualcosa, o cerco di farmi venire l'ispirazione a tutti i costi, oppure la scrivo. Grazie Gil. Grazie a voi. Salutiamo. Allora, le cose si fanno bene e io prima non le ho fatte bene perché ho dimenticato di citare i nomi di alcuni altri ragazzi universitari che condividono questa avventura di Musicultura 2015-2014, già sono andato avanti ancora stasera. Per chi era qua ero già arrivata a settembre 2014, per cui è ovvio. Allora, un po' di luce qua, e volevo quindi ringraziare e ricordare Donatella Rapuano, Simona Bove, Hasanul Haq, Hossain Ismail e Linda Bagalini. Grazie. Stavo dimenticando l'ultimo, Edoardo Manuel Salvioni. Eccoci alla seconda proposta di stasera. Diamo il benvenuto ad Adolfo De Cecco. Chiara, che pensi dei lampioni la sera dell'inverno, quando sembra già primavera, di una ruga corretta che ti cambia espressione, della natura, dell'arte, della carta carbone, di una 12 corde o di un MP3. Chiara, che pensi di me, che gioco a far l'amore per imparare ad amare. E tu cosa ci stai a fare vicino al mio dolore? I tuoi occhi brillano ed io non so come devo fare per poi imparare l'amore. E i tuoi occhi brillano come
2 pistole. Chiara, che pensi di chi ci ruba il pane e di noi contenti di farci rubare, oltre ai soldi anche l'anima e la dignità? Dimmi cosa ne pensi delle nostre città, in un'Italia che sembra un osso senza il suo cane, oppure un vecchio arricchito che va a puttane e gioca a far l'amore per imparare ad amare. E tu cosa ci stai a fare vicino al mio dolore? I tuoi occhi brillano ed io non so come devo fare per poi imparare l'amore. I tuoi occhi brillano come 2 pistole. Non so come devo fare per poi imparare l'amore. I tuoi occhi brillano come 2 pistole. Grazie a tutti, buonasera. Il prossimo brano, come un pochino anche questo, perdonatemi, faccio un incipit, mi hanno detto che dovevo dire delle parole sui brani. Io credo che quelli che scrivono canzoni tipo me, come tanti altri, quando devono parlare delle proprie canzoni fanno sempre male, quindi io dirò pochissime parole perché sarete molto più bravi voi a parlarne. Però volevo semplicemente dire che la prossima, come questa, è una canzone che analizza un po', credo, dei ragazzi come me che si trovano a vivere in quello che io definisco il mondo della tecnica, cioè il mondo totalmente virtuale nel quale ci troviamo. E ho provato a pensarla un po' con la metafora del touchscreen, quindi dello schermo che noi sfioriamo quotidianamente per sentirci parte integrante di questo mondo, ma a volte ci scivola un po' via sotto le dita. Si intitola proprio Touchscreen. Grazie. Viaggiatore d'Italia, massacrato dai treni, con domeniche pigre dopo sabati estremi, sempre in lista ai locali, con molti sogni imprecisi, scaricati allo stadio insieme agli amici. Praticante ottimista, giornalista, freelance, dipendente precario, eterno studente, DJ con repertorio vario. Touchscreen, il mondo è uno schermo che
se lo sfiori lo muovi, ma se non ci finisci dentro, oggi magari non vivi. Un touchscreen, l'amore sta in tasca, se ti parte una chiamata e di là ti risponde magari sempre quella sbagliata. Ah, la 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 la, la donna sbagliata. Ah, la 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 la. Padre appena ragazzo, ragazzo che se ne frega, PR palestrato o poeta da discoteca, ma comunque sempre scontento per se stesso e per gli altri, in un'Italia che non sa più portare i tacchi. Viaggiatore d'Italia, forse il viaggio è finito, se stai sempre incazzato e non alzi neanche un dito mai. Un touchscreen, il mondo è uno schermo che se lo sfiori lo muovi, ma se non ci finisci dentro, oggi magari non vivi. Oh touchscreen, l'amore sta in tasca, se ti parte una chiamata e di là ti risponde magari sempre quella sbagliata. Il mondo è uno schermo e se lo sfiori lo muovi, ma se non ci finisci dentro, oggi magari non vivi. Oh touchscreen, l'amore sta in tasca, se ti parte una chiamata e di là ti risponde magari sempre la donna sbagliata. La 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 la, sì, la donna sbagliata. La 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 la. Oh, la 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 la. Grazie. La terza canzone si intitola L'amore paziente e parla della mia faticosa e complicatissima quotidiana ricerca di Dio. Sulle maglie i capelli di una donna, non ho mai incontrato per un poco uno sguardo femminile nel mio gioco, non ho mai condiviso una bottiglia con chi in fondo mi assomiglia, insomma non ho avuto una compagna. Non ho mai conosciuto l'espressione quotidiana di una donna, quello sguardo che dimostra di capire quando tu preferisci non parlare, e poi caffè che prendi controvoglia, quando l'amore diventa cortesia. Ho ritrovato un capello su una maglia, ma ci giurerei che è mia.
Voglio un amore paziente, un amore che aspetta, che beva il mio vino, che non abbia mai fretta. Voglio un amore paziente, una donna e poi in fondo tante, vicina e lontana, complice e distante, sposa ed amante. Vicina e lontana, complice e distante, sposa ed amante. Non credo d'essere stato mai un poeta, e tantomeno un architetto che sappia progettare la sua vita senza una chitarra che prolunghi le sue dita. Così rimango fra realtà e ideale e cerco un angelo che abbia due parole. Quando la luna si stufa del sole, voglio un amore paziente, un amore che aspetta, che beva il mio vino e non abbia mai fretta. Voglio un amore paziente che arrivi quando di aspettare ci saremo stufati, perché l'amore completo è il puzzle di tutti gli amori passati, perché l'amore completo è il puzzle di tutti gli amori passati. Grazie, davvero, grazie. Peccato che già sia finita, mi è sembrata brevissima. Volevo ringraziare i musicisti che mi hanno accompagnato: alla pedal steel guitar Alex Valle, Pier Mingotti al basso, Ivano Zanotti alla batteria e Andrea Morelli alla chitarra. Grazie davvero. Ciao Adolfo, abbiamo Buonasera. qualche domandina Sì. da farti. Allora, sono qui al centro, guarda. Dunque, i tuoi brani hanno un profilo musicale abbastanza rassicurante, diciamo fedele a un certo tipo di tradizione cantautorale. Mi chiedevo, allora, tu negli anni hai avuto la fortuna di collaborare spesso con musicisti professionisti. Mi chiedevo se da questo tipo di collaborazione non ti sia mai partita l'esigenza di individuare un percorso musicale più sperimentale, proprio grazie anche alla loro, diciamo, insomma, alla loro esperienza, alle suggestioni che ti avranno sicuramente trasmesso in queste collaborazioni. Io credo che potrebbe essere magari sicuramente una strada, anche se sono veramente molto convinto che ci siano delle tradizioni nella musica, non parlo magari per altri mestieri, ma nella musica secondo me ci sono dei filoni che vanno, se li senti dentro davvero, vanno rispettati, e quel rispettarli magari può voler dire
interpretarli a modo proprio, ecco, questo sì. Però credo che spesso la sperimentazione come dire, sia molto rischiosa nel momento in cui ti senti parte di un percorso culturale. Io ad esempio mi sento parte, anche essendo nato in una provincia come Pescara, non in Texas, però mi sento molto parte di un mondo più che cantautorale italiano, ma forse americano. E ho sempre, come dire, ascoltato quel mondo lì e credo che ci sia ancora tanto da scoprire. L'importante è rispettarlo, ecco. Grazie. Ciao Adolfo, io mi riaggancio a quello che hai appena detto, eccomi okay. qua, perché a cominciare dalla tua camicia si capisce che quel mondo per te è importante. E quindi mi rendo anche conto da quello che abbiamo ascoltato stasera che c'è un profondo rispetto, e come stavi dicendo, per quel mondo, che a volte qua in Italia quelle atmosfere country, folk, rock vengono a volte relegate su una specie di fondale lontano, no? E non conosciute fino in fondo. Quindi mi ha incuriosito questa proposizione ripetuta nei 3 brani di quelle atmosfere, ma la mia curiosità è sapere se, al di là degli ascolti che hai fatto magari qua in Italia, ti sei proprio avventurato anche, hai viaggiato, hai ascoltato concerti in loco, cioè se è un amore che va oltre l'ascolto ma ha richiesto anche spostamenti geografici. Diciamo che la mia, non dico che sia una malattia, però una bella passione, quindi ho fatto anche dei viaggi, sono andato ad ascoltare lì, diciamo, questa tradizione, ma io credo, spesso mi chiedo il motivo per il quale mi sia così tanto, mi abbia sempre affascinato questa cultura, diciamo, americana, tra il blues, il folk e il country. Forse mi sono dato una risposta, perché in Italia abbiamo, secondo me, per quanto riguarda l'arte, la cultura, abbiamo forse meno patriottismo di loro, anche magari avendo un bagaglio culturale penso anche più importante. Parliamo di un paese, l'America, che ha 200 anni di storia, eppure loro sono ancora così legati, se tu vai a New York, ma ovunque, pieno di club che fanno ancora quel sound, perché non è legato agli anni 60 o agli anni 70, per loro è cultura tradizionale, quello che per noi magari è la musica napoletana, che però come dire, non viene rispettata secondo me da noi come loro invece rispettano il loro country e il loro folk. Quindi forse questa cosa mi ha affascinato e sono andato ad analizzarla un po' meglio, ecco. Grazie. Altre domande? Eccoci, sì. Scusate, ma io senza occhiali, mi dicono sempre che devo andare senza occhiali, che sono un po' più, sembro più giovane, ma non vedo niente, quindi adesso è uno scambio alla pari, perché io ti intuisco dai tuoi baffi, ma in realtà non ti vedo. Ti ringrazio per aver suonato con i tuoi amici queste canzoni molto belle. Io vorrei collegarmi a quanto ti chiedeva Ezio a proposito del rapporto con gli Stati Uniti, con la musica country. C'è una dimensione spaziale che è presente nella cultura americana della canzone folk, ed è appunto questa dimensione che evoca spazi interminabili, spazi percorribili soltanto attraverso i suoni delle chitarre, le doppie corde delle chitarre, esattamente come accade nel blues con altri strumenti. Sembra che alcuni generi siano nati proprio da una pregnanza di alcuni suoni. Ora, noi siamo una penisola molto lunga, ma è assai diversificata, dove sembra quasi impossibile che si possa viaggiare da una regione all'altra mantenendo lo stesso idioma musicale. Quello che ti vorrei chiedere è semplicemente e semplicisticamente questo. Tutte le volte che voi vi spostate per cantare questa musica pensate che sia recepita alla stessa maniera in questa nostra cultura così variegata e così localistica ancora oggi, nonostante internet, nonostante il mondo sia ridotto al formato di un touchscreen? Cioè, il vostro pubblico è un pubblico ogni volta locale, o è un pubblico che cerca nella musica una dimensione fiabesca, per cui non importa da dove venga la vostra musica, basta che faccia sognare? Io credo che in Italia, innanzitutto all'interno di una tradizione che comunque è, la mia è una tradizione cantautorale, si faccia molta più attenzione alle parole che alla musica, a priori. Ci hanno insegnato così, perché la nostra tradizione cantautorale
i vari De André, i vari De Gregori, gli storici, hanno sempre dato una rilevanza alla parola più importante. L'americano cerca più l'equilibrio tra musica e testo. Quindi io naturalmente, vivendo e essendo nato in Italia, ho recepito anche questo elemento, quindi molta attenzione al testo, che a volte diventa anche un po' pedante, un po' retorico sicuramente, però credo che in Italia, se si riescono a dire le cose in maniera giusta, il background poi dal quale uno viene può essere blues, può essere più francese, più americano, credo che venga in secondo piano. Io spero che piaccia anche questo mondo, anche perché non credo che venga molto, come dire, che sia molto usuale, ecco, da noi in Italia, quindi potrebbe rilevarsi come qualcosa di nuovo, non lo so, lo spero, spero questo, ecco. Grazie. Senti, uno ha le sue appartenenze storiche volente o nolente. Ti volevo dire, tu ti ritieni più appartenente alla prima fase, prima di Newport, del 65, del Dylan acustico, o quello che avvenne dopo l'elettrificato dal 65 in poi? E non direi che possa essere una regola quella che la musica americana ha prediletto la parte musicale alla parte testuale, perché abbiamo esempi clamorosi da Dylan a Leonard Cohen, dove il testo è veramente, c'ha una predominanza attuale, e il resto, la musica va, sai benissimo, almeno anche dal tipo di cultura che hai dimostrato di avere, che presuppone dei giri armonici semplicissimi su testi che invece hanno veramente una valenza diversa. Insomma, sono semplicemente un vestito molto, molto povero e molto semplice, anche se molto funzionale. Sicuramente la domanda è molto, molto giusta. Io però ritengo che se Dylan, come accennava lei, non avesse fatto il cambio di vestito, cioè nel 66, quando prima di tutti ha fatto capire che il cantautore non poteva essere solo quel songwriter che chitarra e voce magari rompeva le scatole un po' a tutti quanti con dei testi anche abbastanza pesanti, ma ha capito che la musica poteva essere un veicolo per alleggerire, tra virgolette, quelle parole così importanti. Credo che lì Dylan ha mostrato al mondo che la canzone d'autore poteva rinnovarsi. Io sinceramente non mi permetto neanche di accostarmi a questi esempi, però dal mio piccolo punto di vista spero di essere, come diceva Bertoli, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Spero di prendere qualcosa dal passato e magari avere un'idea nuova e un po' più fresca. Grazie. Grazie, ciao, ti salutiamo Adolfo. Allora, terza proposta di questa serata, Paolo Cattaneo, In bocca al lupo. Vorrei raccontarti che solo per te ho chiuso la porta agli inganni. Vorrei dirti tutte le cose più belle, di quelle che durano anni. Ma quando ti vedo davanti a me non so più che dire, perché ti ho detto già tutto quando non c'eri, arrivando un po' prima di te. Fuori dal cinema
il tuo cappotto blu. Mentre lo aspetto io sento che ti amo ancora di più. Ridi pure mettendoti il rossetto, sogna pure baciandoti allo specchio. Per le scale non avere troppa fretta, se ti perdi non correre, tarda pure, tarda ancora un po'. Vorrei raccontarti che basta uno sguardo per farmi sentire tradito, che quando ti vedo sicura ho paura, vorrei piangere invece rido, ma quando arrivi davanti a me mi manca il coraggio perché tu così limpida non capiresti uno meno perfetto di te. Fuori dal cinema il tuo cappotto blu, mentre lo aspetto io sento che ti amo ancora di più. Prendi tempo se c'è il temporale, leggi pure gli annunci sul giornale, sogna pure la nostra nuova casa. Tarda ancora, tarda pure, tarda ancora un po'. Ormai ci sono dei ricordi che sembrano lontani. Il tuo nome è una promessa esposta ai capricci del cielo. Per questo la tua storia non mi interessa più. Le tue voglie, il tuo Dio, l'identità segreta non mi interessa più. Respira con me e col mio ritmo, respira con me, respira con me e col mio ritmo, respira con me. E tu mi dici che vuoi un mondo tuo, è una scatola rubata dove fingi di volare. Per questo la tua storia non mi interessa più. Le tue voglie, il tuo Dio, l'identità segreta non mi interessa più. Respira con me e con mio
respira con me, respira con me e col mio ritmo, respira con me, rimani con me e col mio ritmo, rimani con me. Grazie. Questo corpo è una frontiera aperta, aperta tra due rive, una nera l'altra incerta. Questo corpo è rondine d'inverno, ai brividi d'estate, vola basso sull'inferno. Sotto questa fitta pioggia viola ritorna tutta bianca. Questo corpo è un gioco di parole, un mare verde d'erba dove tigri fanno le capriole. Questo resta coltivare rose rare nelle serre dell'amore, sopportando le zanzare. Torna tutta bianca, l'innocenza arriva in capo al mondo con un semplice sospiro, la stanza gira gira in tondo.
Fidel e Stefano, miei compagni di viaggio qua a Macerata. Grazie a tutti. Eccomi. Ciao. Ciao. Su quest'ultimo brano, L'Innocenza, Sì. ricorre spesso l'elemento cromatico. Abbiamo la riva nera, la pioggia viola, che poi torna tutta bianca, il mare verde d'erba. Ecco, qual è il percorso mentale in fase creativa che ha collegato l'Innocenza al bisogno di utilizzare i colori in questo testo? Ma l'Innocenza è pur essendo una canzone allegra, è comunque un testo molto intenso che racconta praticamente il disagio di una persona originale che si guarda allo specchio, in particolare un amico di Roma, una drag queen, quindi queste donne notturne, e si accorge che questo suo modo di essere, perché alla fine, anzi, proprio di sentire quello che sta facendo dagli amici, dalla gente che lo conosce, è un percorso molto complicato perché viene giudicato molto. Quindi ho voluto dare dei colori proprio in questa storia, proprio perché si è pensato un po' al film di Sorrentino, no? Che ha raccontato questa drag queen, questo musicista quasi come fosse una drag queen, quindi molto scuro. Ho voluto con il testo colorare il mondo che c'è intorno a lui, il mondo che non è quello che gli appartiene, ma è quello che gli altri dovrebbero vedere in lui. Grazie, è un meccanismo molto efficace. Paolo, buonasera. Buonasera. Sono qui davanti a te. A me Piacere. ha incuriosito molto l'atteggiamento dell'io narrante nel primo brano, Tarda pure, che è piuttosto anomalo, specialmente nella canzone italiana, dove quando si parla di amore i chiari e gli scuri sono molto netti, c'è molta propositività in quello che si dice, in quello che si farà, in quello che si perderà. Qui c'è una staticità di una persona che astende la propria compagna, è grato a lei perché l'ha sottratto al terrore del nulla, diciamo, da una parte, ma come tutti gli amori vivi teme anche che qualche piccola crepa, no, e tutto questo mentre si aspetta. Sì. Io volevo chiederti se sembra quasi che ci sia che questa canzone possa nascere da una lettura di una poesia, da una visione di una scena di film. Volevo chiederti se c'è qualcosa di questo alle spalle di questa idea originale che poi tu sei riuscito a perseguire efficacemente, a rendere espressivamente, oppure se è tutto nato se non ci sono questi riferimenti. No, allora il riferimento al cinema è molto importante perché è uno stato d'animo, una sensazione che sono io che racconta, che ho avuto mentre attendevo la donna che amavo e che amo tuttora, con cui convivo da più di 10 anni. E mentre eravamo fuori da un cinema proprio a Brescia, io stavo aspettando di entrare e aspettavo lei per andare a vedere un film di Woody Allen, forse uno degli ultimi decenti di Woody Allen, e in quel momento lì tutti voi probabilmente l'avete provato, pensando all'amore che avevo per lei, pensando alla vita che ho vissuto con lei, le sensazioni, i disagi, i dolori, le cose belle, in testa hai voglia di raccontarle il tuo amore, quindi ti immagini delle frasi da dirle, ti immagini delle cose che vorresti dirle, quindi in quel momento lì sei un poeta perfetto, sei un cantautore illuminato, sei un regista che ha perfettamente tutto sott'occhio, e nel momento in cui arriva con questo cappotto blu ti saluta, le dai un bacio, entri al cinema e non riesci più a dir nulla. E quindi il brano si intitola Tarda pure, come dire, no, tarda ancora un po', che mentre io ti aspetto
ti amo forse ancora di più di quando ti vedo. Grazie, hai catturato un bel momento. Grazie. Paolo, io sposto l'attenzione sul suono in questo caso, al di là del testo, perché verifico in un certo senso attraverso i suoni che si sentono qui alle audizioni di Musicultura, ma non soltanto quest'anno, negli anni, un poderoso, direi, in termini di quantità e progressivo spostamento dei suoni, ovvero nel tempo ci sono state asperità elettriche con delle punte, dei picchi abbastanza aspri, e oggi invece rilevo un ammorbidimento proprio dei suoni con una costruzione che è nuovamente, per fortuna, fatta di dinamica nei suoni. Torna ad esserci il piano, il pianissimo, il crescendo, il forte, delle volte anche il fortissimo, ma mai con le asperità, diciamo, tipiche di certo rock. Ora, tu sono una decina di anni che fai musica, da quello che leggo. Sì. L'inizio con Hugo Race e con evidentemente il gusto di un certo suono che tendenzialmente, date le sue provenienze, è un po' dark. Sì. Ma invece sento nel suono tuo e in questa evoluzione di cui parlavo prima una certa solarità, cioè c'è una positività di suono, che è un suono internazionale, non è soltanto italiano. Voglio dire, come in tutte le evoluzioni musicali degli ultimi 50 anni, noi, come altri, abbiamo assorbito la musica degli altri. È uno scambio continuo, no? Si incrociano le cose. Tu come vivi il suono? Allora, lo vivo quasi in modo, come si può dire, lo interiorizzo molto, perché ho degli ascolti molto internazionali, infatti in questo lei ha proprio centrato il fatto che molti cantautori, molti artisti della mia generazione, ma anche quelli più giovani, forse quelli più giovani ancora stanno tornando alle asperità e ai suoni un po' più asciutti, un po' più crudi. Diciamo, noi di questa generazione abbiamo iniziato a assorbire tantissimo una corrente musicale che posso dire che è partita dai Radiohead, che ha dato un po' una svolta nel suono pop, quindi abbiamo iniziato ad avere un approccio e un'intenzione al suono importante quanto il testo, cosa che probabilmente in Italia per un po' si è persa. Quindi la mia generazione di cantautori ha portato il coraggio di nuovo di un Rhodes, però utilizzato con, magari dal palco, dalla platea non lo vedete, però ha una pedaliera di effetti che sono effetti chitarristici, quindi sperimentati con i chitarristi, portati su uno strumento analogico degli anni 70. Quindi tutta questa fusione con un batterista di stampo jazz, e addirittura nella musica elettronica usano dei batteristi jazz, è nata in modo naturale una contaminazione che probabilmente diciamo, è efficace proprio perché non è studiata. È una contaminazione data da i suoni di ogni musicista amati, che io ho ascoltato di ognuno dei musicisti, e con la propria musica con la mia musica poi sono riuscito ad amalgamare, spero poi nel modo corretto e nel modo, diciamo, piacevole per tutti. Grazie Paolo. Grazie mille a voi. E adesso è la volta di Core a Core. Benvenuti.
Ma sì che è stata solo avventura, sono stata proprio una matta, che paura. Se ci ripenso mi sento male, e solo per farmi in giro insieme a te. È una passione che poi non dura, al posto di una questione più sicura. Che poi non è questo il motivo di base, il fatto è che non riesco a andarsene. Da chi ci ha messo l'anima per portarmi fino a qua, che prima è tutto e poi è metà, che è stato un mondo che non riesco a cancellare e che non posso mai lasciare. Sì, amore mio, aspetta non andare, che sta cosa è un po' più facile da di che fa. Dimmi amore mio che un'altra non c'è sta, che dal cielo fino al sole devo far volare, che poi del resto non mi importa niente, si ste lacrime le butti per salvare. Un amore nato come un incidente tra due persone che si sbagliano a girare. Stammi lontano, fammi il favore, stavolta lui è doretta al batticore. Ti sei confuso, sta turbatura mi viene perché lo so che sto a sbagliare. Cercando a chi mo non c'è sta e non ci può guardare, che poi lo stesso che mi dà una sicurezza e una ragione per campare, e che è difficile lasciare. Sì, ma amore mio, aspetta non andare, che sta cosa è un po' più facile da di che fa. Dimmi amore mio che un'altra non c'è sta, che dal sole fino al cielo devo far volare, che poi del resto non mi importa niente, si ste lacrime le butti per salvare. Un amore nato come un incidente tra due persone che si sbagliano. Amore mio, aspetta non andare, questa cosa è un po' più facile da di che a fa. Dimmi amore mio che un'altra non c'è sta, che dal cielo fino al sole me può far volare, che poi del resto non mi importa niente, si ste lacrime le butti per salvare. Un amore nato come un incidente tra due persone che si sbagliano a girare. L'amore nato come un incidente tra due persone che volevano frenare. Ci trovi una zella che te fa pensare, quando finisce la festa quello che resta è roba da buttare. Così nell'amor più gentile cadute de stile non si fanno aspettare. È passato la bragatabra, son nere parole che tocca ascoltare. Quando la mese incontra col fiore, col vino, col bicchiere, se inizia a cantare. Pure dentro l'amore all'inizio pare
in armistizio non si fa che parlare. Poi come davanti alla grigia, tutto d'un tratto non si sente fiata. Il primo bacio che si posa lieve, come la neve tutto azzittirà. Mo quasi quasi vado al bar della cortellata. Meglio una cortellata che stacci a pensare. Mo quasi quasi mi confido con un infame, perché senza essere tradita io non so più stare. Si sposa la ritardataria con quello puntuale, baccagliano ma stanno a giocare. La colazione se la portano a letto, non grazie a me niente per carità. S'allargano i fianchi de mogli e mariti come rose che se stanno a guastare. E i problemi li cancellano i figli, ma a me sta magia m'ha segata a metà. Mo quasi quasi vado al bar della cortellata. Dopo tutto sto silenzio, mo voglio strillare. Mo quasi quasi mi consolo con un infame. Tanto peggio da te che mai potrà fare. Amore, trovami e portami a casa. Strillami, dimmi con te, non ci voglio più stare. Riempimi de botte per tutta la notte. Fammi passare tutta quanta sta voglia d'amare. Mo quasi quasi vado al bar della cortellata. Meglio una cortellata che stacci a pensare. Mo quasi quasi mi confido con un infame, perché senza essere tradita io non so più stare. Quasi quasi vado al bar della cortellata. Dopo tutto sto silenzio, mo voglio strillare. Mo quasi quasi mi consolo con un infame. Tanto peggio di te che mai potrà fare. Tanto peggio di te che mai potrà fare. Tanto peggio di te che mai potrà fare. Grazie. Buonasera. Do il tempo ai miei amici di cambiare un po' la strumentazione, intanto ve li volevo presentare. Alla tastiera c'è Alessio Pizzotti, alla chitarra Giuliano Bastianelli, alla batteria Maurizio Masi, al basso Danilo Fiorucci e ai fiati e ai cori Alessandro Papotto. Loro sono i miei fratelli. I vini di Roma ancora si ricordano il mare, anche se sto mare non è mai stato granché. Tutto ingarbugliato nell'alghe, come l'amore nei perché. Come i vini di Roma anch'io ma ricordo di te. De quando m'hai detto ste cose che io e te facciamo, non è che suo amore è solo
sapesse divertire. Non siamo mica fidanzati e ognuno è libero di, però se combini qualcosa non me lo vieni a dire. E vai, e vai, e vai, mando vai, che come il mare gli mormora i pini, vai a dir core che la zittirai. Infatti un bel giorno ti sei messo là sulla porta, né fuori né dentro, e io non riuscivo a capire. Ti ricordi quel patto m'hai detto che abbiamo fatto de mercoledì? E un bel mo' t'avverto, per me non è più così. E vai, e vai, e vai, mando vai, che come il mare gli mormora i pini, vai a dir core che la zittirai. E vai, e vai, e vai, mando vai, che come il mare gli mormora i pini, vai a dir core che non lo sentirai. I pini di Roma ancora si ricordano il mare, anche se sto mare non è mai stato granché. Tutto ingarbugliato nell'alghe, come il patto che c'avevo con te. Quel giorno t'ho detto di no, ma non so più perché. E vai, e vai, e vai, mando vai, e come il mare gli mormora i pini, vai a dir core che la sentirai. E vai, e vai, e vai, mando vai, e come il mare gli mormora i pini, vai a dir core che non lo sentirai, che come il mare gli mormora i pini, vai a dir core che la zittirai. Grazie. Buonasera, grazie. Buonasera. Adesso arriva la parte quella difficile, cantare era più semplice. No, è facilissimo. Senti, com'è nata l'idea di questa contaminazione, secondo me ben riuscita, tra l'altro, tra la tradizione popolare romana, insomma, quella storica, a un'armonizzazione elettrica, addirittura con una Telecaster, nemmeno una Strat, voglio dire, per cui e con queste grandi aperture del saxo soprano, insomma, come è venuta fuori questa idea? Diciamo che Core a Core nasce da una collaborazione artistica tra musicisti che avevano questa passione per questa cultura popolare romana. Abbiamo ripreso dei brani più importanti e abbiamo cercato di trasportarli dentro un locale romano. Il passaggio era quello, mettere la nostra musica, quello che noi ascoltavamo, quello che noi abbiamo ascoltato, suonato all'interno di questi brani. E divertendoci e suonandoli siamo riusciti a creare questi arrangiamenti, insomma, questo repertorio che poi
è andato avanti. Per quanto riguarda, per concludere questo discorso, soprattutto la parte delle strofe della canzone in cui tu sei necessariamente, non dico costretta, ma una scelta voluta a cantare magari 2 tonalità sotto per poi essere in piena voce e quando il percorso melodico si alza, insomma. Non sarebbe meglio forse sfrondarlo di questa presenza strumentale per renderla ancora più suggestiva la tua interpretazione? Parlo delle strofe. Certo, potrebbe essere... Noi stiamo in fase... È vero che stiamo facendo un disco che uscirà quest'anno, però i live è un'altra cosa, quindi essendo in fase sperimentale, anzi la ringrazio perché potrebbe essere... Magari non ci abbiamo pensato, questa cosa non ci è mai... Non ci abbiamo mai fatto caso, invece potrebbe essere un'idea per i prossimi brani, perché no? Sì, Claudia, sono qui. Il caso vuole che voi siete capitati nel weekend in cui venerdì ha partecipato come ospite Tosca, che ha cantato un brano di Balzani, La Serenata, e quindi con un pezzetto già di canzone romana, ma quella appartiene al passato. Ed è un passato che è stato meno frequentato di altre grandi canzoni dialettali, la napoletana, la milanese, eccetera, eccetera. Forse perché ce n'è di meno in qualche maniera, però ce n'è di qualità. Ora, voi siete partiti da quella tradizione e siete arrivati a conciliare tradizione, strumentazione, soprattutto arrangiamento pop, rock, un po' di quella romanità colta alla Piovani, con melodie che sembrano vicine a quello stile, lo stornello, ma con il tono romanesco vero, perché delle volte si sentono delle canzoni romane cantate mantenendo una certa educazione nella pronuncia romanesca che non è più romana a quel punto, è una cosa falsa, non è romanesco. Ora, questo che tipo di risultati vi dà? È un discorso da un punto di vista musicale, cioè suonare anche dal vivo, che si diffonde per tutto il territorio? Dove state suonando? Che cosa fate fondamentalmente? Allora, Core a Core ha iniziato a suonare nei locali di Roma. Era un esperimento anche per noi. A noi piaceva quello che suonavamo, però doveva piacere anche agli altri. Dovevamo condividerlo con gli altri. E questo esperimento, per quello che ci riguarda, è riuscito. Abbiamo suonato nei teatri, spesso anche nelle carceri, abbiamo affiancato tantissime società a sfondo benefico per portare in giro questo discorso. Non nascondo che io facevo altro nella mia vita fino a che un giorno mi sono trovata al posto giusto, nel momento giusto e cantavo la canzone giusta. Ero all'interno del femminile di Re Bibbia, era una manifestazione a scopo benefico e in quel momento ho capito che forse questo era quello che avrei dovuto fare da sempre. Per quello che riguarda la lingua abbiamo cercato in qualche modo di agevolarla nei brani originali, quindi di farla arrivare un pochino più fluida come la parliamo adesso, ma per quello che riguarda i vecchi brani che noi abbiamo messo all'interno dell'album abbiamo rispettato fedelmente la pronuncia della stesura originale del brano, sia a livello del testo che a livello della pronuncia. Tutti romani o castelli anche? No, ci sono anche dei ragazzi, però stanno talmente tanto a Roma che ormai ci dormono praticamente ai castelli, ma vivono a Roma con noi. Grazie Claudia. Grazie a voi, buona serata, grazie. Abbassiamo le luci, grazie. Marco Carnesecchi, benvenuto. Buonasera a tutti.
facciamo bla bla bla. Ecco cosa intendo se dico, ad esempio, cambiare prospettiva, cos'è? E di nuovo ricco sai chi è? Ad esempio che ha il tempo per sé. Ad essere sinceri non è che siamo chiari, dov'è che andremo a breve io e te? Lo vedi va sempre così, a un certo punto pensi di essere scarpa Cenerentola e invece sei solo pantofola. Ad esempio, ora che si fa, scegli penitenza o verità. Ad ecco cosa siamo, in fondo ci agitiamo soltanto lì che gira nel buio. Lo vedi va sempre così, a un certo punto pensi di aver capito e invece no, come un discorso di un politico. Bisogno di leggerezza e perché no di sicurezza in questo mondo di precariato. Ad esempio, mi ha mai amato? Lo vedi va sempre così, a un certo punto pensi di essere scarpa Cenerentola e invece sei solo pantofola. Ad esempio, ad esempio. Grazie mille. Il prossimo pezzo si chiama Autobus 37 e è un pezzo che io ci tengo molto perché l'ho scritto il 2 d'agosto, proprio per l'anniversario della strage di Bologna, dopo aver visto un documentario che parla appunto di questo autobus, proprio il numero 37, che per un insieme di circostanze si è dovuto inventare essere ambulanza e carro funebre, trasportando purtroppo le vittime. E chi lo guidavano erano questi due ragazzi che si sono alternati tipo per penso 15-20 ore. E io dopo aver visto questo documentario ho avuto veramente una sensazione che non saprei spiegare bene, nel senso un po' pianto, forse perché era un periodo della mia vita anche molto emotivo. Però ho scritto una canzone in una notte, l'ho registrata, chitarra e voce, e credo sia molto emozionante per me cantarla e spero che vi emozionerete anche voi. La polvere come la togli da questi targi cristalli, i sassi non sono rotondi, girano dentro i miei occhi, li vedi anche tu, Guglielmo. Pensi anche tu che questo è l'inferno? Amore, scusa la giornata, ma Bologna è un po' impaurita e ha bisogno anche di me. Ma certo che poi torno a casa, solo un'ultima fermata dell'autobus 37. Partiamo, ti prego, partiamo. Metto la retro, ma mi trema la mano.
guardare di dietro, neanche quel pezzo di treno. Piangi anche tu, Guglielmo, lo pensi anche tu, che questo è l'inferno. Amore, che merda di giornata, Bologna è spaventata proprio come me. E ti giuro, la fatica non è arrivata fino all'ultima fermata dell'autobus 37. Amore, scusa la giornata, ma Bologna è un po' impaurita e ha bisogno anche di me. Ma certo che poi torno a casa, sono l'ultima fermata dell'autobus 37. Grazie mille. Un secondo solo che mi accordo. Intanto vi presento i musicisti. Federico Sagona alle tastiere e Richard Cocciarelli alla batteria. Trasparente. Sono le 2:15, non mi fai più paura, sono molto più alto delle tue mura. Così riprendi da dove avevo perso io, morti frasi coi denti, pur di non parlare di noi. Aiutami a diventare forte, a chiudere tutte le porte, così aiutami a dare un altro senso a quello che oggi penso di me, che sto sdraiato ancora. Sono le 3:15, tutto il mondo in un'ora, sto coi piedi per terra per apprezzare chi vola. Aiutami a diventare forte, a chiudere tutte le porte, e così aiutami a dare un altro senso a quello che oggi penso di me.
sto sdraiato ancora. Ah, 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 ah. Se diamante contro vetro sarai tu, trasparente ed elegante sarò io. Se diamante contro vetro sarai tu, trasparente ed elegante sarò io. Trasparente ed elegante sarò io. Trasparente ed elegante sarò io. Grazie. Ciao Metto a Marco. sedere, eh. Salve. Ciao, sono qua. Senti, ho una curiosità che nasce dopo l'aver letto insomma, le tue note biografiche in cui ho visto insomma, che tu hai una solida esperienza da scrittore, hai scritto per Anna Oxa, Morandi, però, correggimi se sbaglio, ho trovato in giro che tu porti anche in giro musica, suoni anche la musica scritta, fatta da altri, o in una band tributo di Negramaro, insomma, Faccio, ecco. sa, purtroppo nella vita bisogna campare in qualche modo. Quindi No, però mi domandavo come mai, o perlomeno, come mai solo ora, se è solo ora, nasce l'esigenza di mettere insieme le due cose, cioè portare su un palco la musica scritta da te. Cantata da ovviamente te. non sono proprio di primo pelo, come si usual dire. Quindi diciamo che il cantautore ho tentato sempre di farlo in qualche modo, soltanto che poi la vita ti mette di fronte inevitabilmente a delle scelte, tipo pago il mutuo, faccio altre cose. Ho fatto l'autore, ho avuto la fortuna di fare l'autore per la Oxa, per Morandi. Vivevo a Milano, poi ho deciso di tornare in giù perché il tempo milanese era agghiacciante rispetto alla Toscana. E ho detto non farò mai crescere un mio figlio a Milano, senza offesa per i milanesi. E quindi inevitabilmente quando torni ho fatto di tutto, ho fatto il cioccolataio, ho fatto il guardiano a Santa Croce, che è una chiesa di Firenze, e purtroppo secondo me i tributi non è che sono sbagliati o giusti, ci devono essere quelli e ci devono essere altre cose. I tributi sono oggi quello che era il liscio negli anni 60. Cioè i professionisti comunque devono andare a suonare con una realtà che fa suonare. Io ovviamente lì non faccio il cantante perché non riuscirei mai a fare il cantante di un tributo. Io lì faccio il chitarrista perché sono anche un chitarrista e quindi faccio, il mio lavoro è questo, insomma, dovrebbe essere questo fra alti e bassi e muti e vari, insomma. Grazie. Una cosa riguarda la formazione con cui ti sei esibito. 3 musicisti, quando giri per il tuo repertorio, questa è la formazione o ci sono altre declinazioni della... Dipende, come sempre, purtroppo dal cachet. Non vorrei sempre tornare sul discorso soldi, però comunque vado da solo, con un cembalino a piede per cercare di non annoiare le persone davanti, perché comunque è difficile, specialmente portare gente, e più che altro è una cosa che ci dimentichiamo noi artisti spesso, che il nostro cachet è di pari passo a ciò che portiamo a smuovere di massa nei locali. Michael Jackson aveva un cachet diverso da Irene Grandi, perché comunque smuoveva più persone e di conseguenza noi artisti siamo così, quindi purtroppo siamo emergenti nonostante appunto non abbia 20 anni e quindi quando purtroppo riesco a mangiare con altri musicisti porto anche 4-5, però onestamente in fondo all'anno se devo dire in quante date facciamo in 5 o in 4 sono veramente poche. Grazie.
È solo un'annotazione e ti propongo, che può essere accettato o meno, solo questo qua. Ti propongo nel brano che ho trovato suggestivo, Autobus 37, di aggiungere un ri, cioè anziché ma certo che poi torno a casa, ma certo che poi ritorno a casa. Se tu senti l'accento degli accordi e della linea musicale, penso che ci stia meglio. Provalo, vedi. Grazie. Ci sono altre cose? Mi sembra che dagli studenti tutto tace da quelle parti, Perfetto, per cui benissimo. ci siamo. Grazie mille, Marco. ciao. E la serata si chiude con Ars Populi. Benvenuti. Prima che tutto crolli, senza fare rumore, scarpe da ginnastica, per correre in politica. Io mangio le banane. Per risarcire l'Africa. Son pieno di potassio e buona volontà. Massone equatoriale. Botta che aveva domani, ci tiene a carta che io dando vino e botta de sangue, bisca tu cove. E nei confessionali ci son preti filosofi si sa la fede termina un po' al di sopra dell'inguine.
si sta come d'autunno. Ah? Sugli alberi le foglie. E sui barconi piangono pezzi di civiltà. Sotto il deserto libico, nessuna novità. Petra, carta, fuori dice mani, mina una botta, cavena domani. Sciglia una carta, cagliotando vino e botta de sangue. Miscato come... Grazie mille. Teste sotto il sole, senza gocce di sudore, hanno labbra ed occhi chiusi, perché vivano di odore. Su Filippo degli Tiesti, da un esercito su Patra, a Puerto Vita Nova, dove cresce solo a Petra. Mondi noccia tincia a terra, chi da chi chiami pazzia, sogno secoli e una guerra, mi scolpisce a vita mia. Mille teste sotto il sole, senza gocce di sudore, hanno labbra ed occhi chiusi, si può vivere di odore. Grazie. C'erano due gruppi, chi veniva da Paravati.
Chi vogliamo unire scriva come siamo combinati, via dicendo con i punti da non dire dopo importanti. Chi si sfrutta l'ignoranza, chi li mangia tutti quanti, si ti taschi dei ricchetti, gli ammalati si indaia, un ci impara con destino e scienza, no bugia. Si muoia, ci chiedi essere disperati, su musica io affri e sia tu caso consumato, ma vi faccio stare a buono io non vi preoccupati, e mentre le mani tra giacchetta, pigliamo su una ricetta, tanto bruciano, tra i libri, segui le filosofie, modo giusto e chiesto, e come moria, io muta manda buona, senza destino, io muta manda buona, senza destino, io muta manda buona, senza destino. Secoli e progresso, mo carrieti non si torna, perdi vacchi e vai trovando i corna. Grazie a tutti, grazie davvero. Grazie, grazie ancora. Salve. Buonasera. Sono qui. Devo guardare. E grazie per questa magnifica esecuzione che avete fatto questa sera. Grazie, molto gentile. È molto ricco il panorama musicale che offrite, anche le note che avete diffuso insieme ai vostri testi fanno pensare a una serie di rapporti interessanti, per esempio tra gli ambienti musicali classici e ambienti accademici, in riferimento ai lavori di Luigi Lombardi Satriani è in questo senso molto importante. La Calabria ha una tradizione di studi etnografici molto straordinaria, certo. Veramente Ernesto Martino, Carpitella, eccetera. Ora, io vorrei sapere se questa ricerca che voi a cui avete dato inizio e che porta a questi risultati così originali è nata da uno stimolo libresco, cioè perché avete letto qualche cosa, vi è piaciuto tradurla in musica, o se invece è stato partendo dalla musica che avete cercato dei riferimenti accademici, dei riferimenti diciamo colti per dare una veste migliore, come dite voi, ad un repertorio rendendolo capace di farsi riconoscere. Questa è la domanda. La seconda piccola chiosa è ci sono compositori calabresi che hanno trovato fortuna fuori, per esempio Antonio Lauro, grandissimo autore di musica per chitarra. Voi avete presente anche qualcosa di questo genere o no? Rispondo prima alla seconda domanda, come si fanno i salotti buoni per eliminare poi il peso della prima. No, non abbiamo pensato a esperienze né musicologiche e neanche strumentali calabresi o che nascono in qualche modo da ambienti accademici calabresi. No, è molto più semplice l'inizio. Io sono emigrato a Savona e dopo un viaggio nel sud ho scoperto che forse una delle cose che mi appartengono di più in assoluto
è la mia lingua. Quando io devo litigare dico meglio in calabrese, perché io l'ho conservata, nella mia famiglia si parla, e mio padre vince sempre le dispute, perché è una lingua, è la lingua dell'intimità. Quindi spero mio padre mi voglia bene quanto mi dice, e prevale nelle dispute proprio perché lo sa usare meglio di me. E mi viene assolutamente naturale anche pensarlo. Poi ho scoperto la sua fonetica, la forza della sua fonetica. E quindi, prima di tutto, era un viaggio a ritroso un po' nella mia vita, quindi l'esperienza artistica è sempre un'esperienza autobiografica, io credo. E poi quindi i riferimenti. Sono stato abbastanza stupito dal trovare un testo in una libreria di Cosenza che si intitolava così: Governo puerculaccio, camburista e lamuri. Anzi, senza lamuri, è camburista. Ho detto sicuramente è un testo attuale, è stato scritto su fatti e riferimenti attuali. Invece no, è proprio un testo che si sviluppa raccogliendo delle liriche di autori assolutamente sconosciuti, poeti sconosciuti del post-unità d'Italia, quindi la Calabria borbonica che si ribella all'unità d'Italia. E leggendoli ho scoperto davvero ho scoperto che queste strofe, queste rime, questo modo di pensare mi era molto affine. Io sono musicista e immediatamente ho coinvolto i poveracci che suonano con me in questa avventura che è molto piacevole, ma anche molto complessa da spiegare, tutto sommato, a meno che non si ricorra semplicemente a io sono questa cosa qui, ho tentato di coinvolgere altri a trovare un'identità simile alla mia e poi le cose si fanno facendo, no? Se hace il cammino all'andar, dicono gli spagnoli. Ed eccoci qua, insomma, il progetto finisce lì, ecco. Ho già finito? Ah no, mi sembrava... E invece sembra proprio che è già finita. E comunque il progetto non finisce qui. Beh, io vi ringrazio molto. Volevo solo dire una cosa, Prego. Perché non è bello assumersi i meriti che non si hanno. Noi lavoriamo con un antropologo che si chiama Gabriele Mina, che ci siamo incontrati casualmente e ho scoperto che lui veniva dalle mie stesse parti, più o meno, e che aveva fatto ricerche analoghe sul tarantismo. E lui è quello che ci trova le storie più interessanti e ce le racconta. Quindi c'è anche questo fatto di scambiarsi delle storie che vivono così di nuovo la loro autenticità, anche perché sono personaggi sempre molto periferici, emarginati, di cui nessuno parla. Comunque grazie davvero. Giovanni, ho una domanda io, che nasce dal fatto che hai detto che sei un calabrese emigrato a Savona, no? Sì. Però questo progetto è ritornato a nascere in Calabria, cioè i musicisti con cui tu suoni sono tutti della tua terra oppure vi siete uniti su un progetto musicale unicamente? Nessuno, sono tutti antimeridionalisti, non mi possono vedere, no, davvero. Vorrei un applauso di biasimo per tutti questi. Grazie. No. Loro vengono da diversi luoghi, ma insomma sono trapiantati in modo assolutamente radicato a Genova e sono anche fieri delle loro origini. Poi abbiamo un astigiano che rompe un po' il cordone di sicurezza delle valli così strette, così chiuse della Liguria, ma vi assicuro che non è facile, anche ad Asti sono tempi difficili. Quindi io credo che ci sia proprio un linguaggio internazionale. Noi partiamo dalle biografie di ognuno. È bello inserire un progetto musicale dentro le proprie esistenze, perché sennò muore immediatamente. Quindi ognuno ci porta del suo. Ed è importante il modo, non tanto i contenuti. I contenuti si trovano via via. Insomma, Presentaceli i tuoi musicisti. sì, certo, assolutamente. Guido Bottaro, pianoforte, poi Pino Di Stadio alla batteria, Alberto Malnati al basso e Davide Masenga al trombone. Grazie davvero. Grazie a voi. Buona serata. Allora, terminano qui le audizioni di Musicultura 2014. Vi ricordo che per chi vorrà esserci, il prossimo appuntamento è a Recanati al Teatro Persiani il prossimo 22 marzo per la presentazione dei 16 finalisti di questa edizione di Musicultura.
La serata sarà condotta da Gian Maurizio Foderaro e Carlotta Tedeschi di Radio 1 e avremo come ospite Gaetano Curreri. Io vi ringrazio nuovamente e ci salutiamo con l'assegnazione del premio Un Certain Regard, che come ormai sapete va alla performance che più ha convinto la giuria e che non implica, lo ricordo, di per sé l'accesso nella rosa dei 16 finalisti. E mi sembra sia giusto che a consegnare il premio sia il nostro, come dire, padrone di casa, Alfonso Cacchiarelli, presidente della Società Filarmonico-Drammatica. Buonasera, mi hanno fatto fare il bis, l'avevo già fatto nella premiazione, comunque questa sera approfitto per, visto che sono 25 anni che Musicultura sta organizzando questa manifestazione eccezionale, per ringraziare chi ha sempre ringraziato noi. È vero che una cosa è già fatta, ma credo che noi dalla Filarmonica dobbiamo ringraziare Musicultura per aver portato una rassegna di così grande qualità e organizzata da persone di una umanità e di una serietà eccezionale. Grazie a voi. Abbiamo fatto prima l'applauso a tutti, ma credo che a Ezio Nannipieri, Piero Cesanelli e Paola Promiscui merita ancora un applauso anche loro. Grazie, grazie. Mi hanno detto che posso ricordare, Piero, quindi mi permetto i prossimi appuntamenti della Filarmonica prima di passare alla premiazione, che noi venerdì prossimo avremo qui una serata con il chitarrista Marco Poeta, che naturalmente verrà con 2 cantanti per fare una musica portoghese, e chi vorrà partecipare basta che faccia una telefonata filarmonica, vedremo di accontentare tutti. Poi ricordo ancora per l'8 di marzo una serata importante, così una festa della donna, dove ci sarà proprio il gruppo della compagnia di Musicultura. Quest'anno presenterà in anteprima uno spettacolo Omaggio a Napoli. Il titolo non me lo ricordo bene, comunque è sulla canzone napoletana. Grazie. Allora, questa sera il premio va a un gruppo romano, Core a Core. Decalogo, l'ultimo ascolto. Ciao a tutti. Arrivederci. Sulla 1. Chiudila. Cazzo, c'ho un raffreddore. Non ce la faccio. Ricky, canta tu. Non posso, c'ho la faringola, l'incontracheite. La miseria, solito esagerato. Vabbè, intanto mi ripasso le regole. 1. Un disco va fatto dopo qualche anno di silenzio. 2. Prima di lavorare alle musiche e ai testi, curare la promozione. 3. Prevedere nel budget la partecipazione di una o più guest star, butta caso Miles Davis, Eric Clapton, Sting. Assicurarsi che la guest star prescelta sia vivente. 4. Ascoltare molti dischi, decidere se copiare prima la musica o il testo e poi depositare i pezzi alla SIAE, se no te li fregano.
5. Campionare i suoni di Prince. 6. Metterci un pezzo sul razzismo, pro o contro, non importa, dipende dal target. 7. Metterci un pezzo molto poetico e un filo nostalgico dedicato a un mito del passato, butta caso Coppi, Caruso, Lindbergh. Ancora liberi Primo Carnera, Peppino Meazza e la Cianciulli. 8. Metterci un pezzo d'amore seguendo queste avvertenze. Lui deve essere solo, se lui è solo Va bene. se è sposato, Non va bene. se lui è solo perché lei si droga, Va bene. se lui è solo perché preferisce drogarsi, Va bene. se lui è solo perché lei è un po' puttana, lasciare in coda il numero di telefono di lei. Grazie. 9. Parole da usare e o da evitare. Funzionano azzurro, vele, trottolino e mamma. Non funzionano arancione, remi, tiramolla e tu sorella. Parolacce, cazzo, nerchia, città Parigi, Cernusco Lombardone. 10. Qualunque siano le parole scelte, è importante che non si capiscano. Le strofe vanno cantate pianissimo. Nei ritornelli bisogna sgaggiare come pazzi. Giusto? No, tutti insieme. Giusto? Giusto. Ti amo Italia. Dimenticato niente? Ah sì. Prendere il decalogo, buttarlo nel cesso e fare il disco.